è arrivato il grande giorno. E diciamo che si parte alla grande. Sono costretto a lavarmi la faccia con una mano, che la tenga imballata. Guardate qua. Assurdo, assurdo. Ragazzi, mi sono fatto male ieri giocando a pallone. Si è indurzato urito. Quindi, ironia della sorte. Io sono pure terzino destro. Già mi immagino, ci fa la rimessa laterale. Mannaggia la miseria, come la faccio? Come lo piglio pallone? Si è indurzato urtillo. E volete sentire la cosa ancora più bella? Sto da almeno 2 settimane che mi fa male questa parte qua del petto. C'ho una contrattura e soprattutto qualcosa comunque mi dice che c'entra con la freddezza che ho preso nel torneo di 12 ore che abbiamo fatto ultimamente. Si è asciuttato tutto solo in un gol. Io ormai sono proprio da buttare su delicate prove. Mi fa male il capo. Cioè quando respiro, quando tossisco, quando faccio non starnuto, senti stelle. Cioè pure no, a sul fermo, a cadere, stelle. Vabbè, siamo partiti alla grande, no? Piccolissimo spoiler, ve lo meritate. E visto il grande evento, ci vuole solo un grande taglio. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, quest'oggi cosa succederà? Oggi abbiamo un catering pagato, quindi andiamo a mangiare in una location particolare, molto molto particolare. Io e chef Franchi a mangiare insieme a Lanza, quindi. Ah, buono. Non avevo dubbi. Ah, tu stai a Tu dieta? sei a dieta? Non mangi? Ah, poi già mangiamo per 2 allora, è a posto. Qual è la location? Perché mi è sfuggito. Ma dicono un Diego Armando Maradona Stadium, dicono. Aiu, finalmente restyling fatto, faceva ridere, tenevo un pagliarone in capo. Adesso andiamo a mangiare e poi prepariamo il borsone con tutto il materiale dentro e ci dirigiamo verso un'altra zona. Lo faccio vedere, fatte cose in grande, abbiamo fatto. Allora, una volta mangiato pasta e piselli, che è proprio il pasto dei campioni per questa giornata particolare, possiamo procedere con il borsone. A parte il derby dei campioni, tutto brandizzato, Givova, ecco qui, bikini, ci sono le scarpette all'interno. Cosa ci ho messo? Ok, il Vidal, ex calciatore della Juve, completino come facevo vedere stamattina, ma non ve lo faccio vedere ancora tutto quanto per intero perché non voglio spoilerarvi ancora troppe cose. Abbiamo mutande e calzettine, vabbè, ci dobbiamo lavare dopo, e accappatoio. Quindi borsone fatto, dobbiamo soltanto scendere. Però prima vi volevo far vedere un attimo la situazione qua, occhio, stacco frizione. E viste le 6.000 cose che abbiamo fatto nelle ultime 12 ore, non ci manca tenuto tempo e mi volevo la coppa e cosce. Questa è la situazione. Bene, 14 e 18. Poi uscite in grande un gol esagerato. Cioè io sto pensando, no, alla YouTuber League con 4.000 persone in finale contro la Juve. È stata, diciamo, la partita che mi ha messo più in difficoltà rispetto a tutte le altre, perché era la prima grossa partita davanti a tutte quelle persone e tenevo l'ansia. Pensate oggi davanti ad almeno 10.000 persone allo stadio Diego Armando Maradona a 11, non tengo manco chat, che pozzo passa veloce, c'ho l'ansia. Più passano i minuti, più mi sta salendo all'ansia. Mamma mia, mi il numero. Eh sì ragazzi, perché come avete letto dal titolo e dalla miniatura, oggi 27 maggio giocherò per la prima volta nello stadio del mio cuore, nello stadio della nostra città, nello stadio di Napoli Diego Armando Maradona, perché siamo stati invitati appunto in questo grossissimo evento noi del Napoli Creators per giocare uno show match, quindi delle partite prima la partita ufficiale che poi sarà trasmessa in televisione. Sarà un'emozione penso indescrivibile. Io non sono più nei panni dal primo giorno in cui ho saputo di questa cosa, veramente non vedevo l'ora. Ho fatto una sorta di countdown, perché a parte che è un periodo particolare, perché qualche giorno fa abbiamo vinto lo scudetto, poi ci sono state le varie feste nelle piazze, sul lungomare, dopo 24 ore ci troviamo poi di nuovo allo stadio di Armando Maradona a giocare. Sarà veramente un turbinio di emozioni. Cercherò di descrivervele, cercherò di portarvele, cercherò di condividervele come posso meglio fare attraverso questo vlog. Se vi piacciono queste esperienze, se vi piacciono questi tipi di video, ovviamente lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi ancora al canale, perché solo grazie a voi, voglio, ve lo dico proprio in partenza, che riesco e sono riuscito a realizzare uno dei miei più grandi sogni, cioè quello di giocare in uno stadio così grande, nello stadio del Napoli. Quindi speriamo bene, innanzitutto divertiamoci, che è la cosa principale, aiutiamo il prossimo, aiutiamo i bambini in difficoltà, perché vi ricordo che questa è una partita di beneficenza, sarà tutto devoluto al Posillipo, l'ospedale. Niente, ci siamo quasi. Partito il conto alla rovescia. Non sto proprio cagando sotto. Io non. Ah, ok. Che già ho cagato. Non ha già visto i ruccolo. Piano piano perché sennò a finita non c'è mai di rischiamolo. E si rischia la vita. Oh, io sai, tu coppo mangiapi. Oh, frate, se mi sai tu coppo mangiapi. Io ci credo. Guardate, ve lo giuro. Guardate qua, cioè si vede la pendenza, un coppo mangiapi.
Ma bruca! Sta macchina ha un po' di problemi, ma Solo la macchina che non problema! Wow, stavamo male all'arte! Era pure stuzzicare, ce ne ci portare 3, uno si metteva un bocca, poi là tu non so. ah, Gianni Stacchini ci sta. Signori, intanto siamo arrivati alla stazione di Afragola perché dobbiamo posare le macchine qui, visto che a breve ci verrà a prendere un van che ci porterà direttamente a noi tutti della squadra del Napoli Creators al Diego Armando Maradona. Siamo arrivati al Maradona, infatti come vedete è stato proprio ristrutturato, guardate, vedi proprio la nuova struttura, assurdo. Già fa 400-500 palleggi. All'incrocio dei rami. Vita mia. Sì, ma sei pronto a fare Olivera? Io sono pronto a fare Di Lorenzo, ma tu Olivera? Olivera è perché va a sinistra? Poi certo, io c'è qua a destra, è normale. Che te stai mangiando, vita? Prosciutto e formaggio. È pronto però. Come però? Capucchione, Area, gita scolastica. Oh! Ma sei stato convocato? Sì. Ma veramente devi giocare? Andri, ti facci mio quando merda. Però. Campioni d'Italia. Andrei, io ti devo fare una domanda. Allora, stanno a mena e cassa di Letta Leone. Anna Mena. Anna Mena, sicuro? Sì. Beh, pai. Che hai fatto rito? Me l'ha ci messo un culo. No. Ma si carica, sì o no? Sì. Che dobbiamo fare oggi? Il ritmo. Qualurita 15:25 ragazzi, hanno fatto presto anche loro, assurdo. Forza, oggi per forza. E perché? Perché? Perché devo andare a giocare nello stadio. Cioè, mi stai piando proprio mucco proprio. A te non ti interessa proprio invece? Che cosa? Ah, non c'è niente da fare oggi. C'è da fare qualcosa oggi? Prendere un aperitivo? Ferma fa oggi. Andiamo a fare un aperitivo? Allo stadio. Ah, Fallimentare Napoli. Ma nello stadio perché è dato Maradona o perché è dato Gelino? È andato Gelino adesso. Che ne pensate? quindi come si deve chiamare lo stadio? Lo Gelino. Dove andiamo a giocare oggi? Lo Gelino. Stadio Lo Gelino. Ma quante persone abitano a sto video? 30.000, 40? Pusate. No, la cantina. Sta posando le persone. Signori, oggi non abbiamo ballato a spese, abbiamo chiamato anche Yamal per questa partita al Maradona. Sei carico? Yamal maggiore Maradona. Ah, ok. Andrea, fammi vedere su zaino che hai ricevuto. Fammi vedere. Ma i calzerotti, porco due. Tieni sulle calze rotte e la trasi a nur mezzo campo. Altri componenti. Stiamo un attimo sistemando tutto nelle cartelle. E poi, signori, si parte. Ecco lì il nostro van che ci aspetta. Rimasto. Ecco. Spettacolo. Eh sì, ragazzi, questa maglia da passeggio è uno spettacolo. Infatti, aura. Guardate qui che aura. È importante. Chissà di cosa staranno parlando. Noi ci siamo, saliamo a bordo. Ci siamo? Occhio. Vabbè, dai, metto qui. Dai. Anto, io ti giuro, più passa il tempo, più mi sta salendo l'ansia. Sono andato non so quante volte in bagno, stanotte non ho dormito. Sì, va giù perché Sono quelle serate che almeno una volta l'hai sognata. mi sto immaginando la partita, i momenti. E anche il contesto che abbiamo creato, perché mo stiamo andando tutti insieme come se fosse una squadra, non lo so, L'atmosfera è quella. capito? Poi pare chissà che partita ma fa. Però per noi è importante. È fondamentale. Calcare quell'erba Decisivo per la nostra vita. sarà sempre un'emozione. Quando salo con i gradini. Allora, siccome che oggi è una partita importante, ma sappiamo, Future Game gioca più di tutti. Praticamente è meglio di Santa Fe. Si make you forte, si make you forte, Si mi è rimasto. Ci siamo, Maroglio, ci avviciniamo sempre di più. Vabbè, noi dobbiamo andare dall'altra parte proprio, però ci siamo, Eccolo qui, il tempio di Diego. Oh, voglio, comunque già ci sono un po' di tifosi qua fuori, un po' di gente, infatti già ci stanno salutando. Eccoli, ragazzi. Non riesco a mascherare le mie emozioni, signori. Sono silenzioso oggi, ho l'ansia. Ma gioco in difesa? Oggi segni comunque. Gioco al posto di Di Lorenzo, Perché i difensori non segnano. Sì, ci capite, ma per Di Lorenzo segnava. Sì, ma Di Lorenzo. Quindi È lo stesso nome, mi quale problema? Solo nome però teniamo qua. oggi Super Allan, un Eze. Sì, per loro però. Autogol, no. Chef, stai emozionato o no? Bello, dai, sembra un'emozione. Salire questi gradini. Questi gradini. Chef, però in un minuto almeno volesse fare. Partirò titolare o no? Faccio giocare a tutti Sì. perché ci hanno divertiti. È che la È prima cosa. è una cosa storica giocare al Maradona, dove Tantissime giocano i nostri persone. campioni. Ma tra l'altro davanti pure a tantissime Tante persone. persone, obbligatorio. Chef, questo è il miglior premio dopo il periodo brutto che è passato. Ce lo meritiamo.
Stiamo tornando. Grazie. Una solo oggi, speriamo che non è solo oggi. Ragazzi, ci stiamo dirigendo verso l'ingresso palestra, vabbè, che è un ingresso che tra l'altro già avete visto in passato da qualche altro mio vlog quando sono entrato dentro. Però sicuramente entreremo in una zona diversa dall'altra, cioè ci dobbiamo andare a spogliare. Ma io comunque situazione ansia, vi giuro, sto capendo niente. Cioè tipo le gambe già mi tremano, ve lo giuro. Poi tra l'altro stanno anche già alcuni ragazzi qua sopra. Ciao! Ecco, vedete? Ciao! Eccomi, grazie. Eccoci signori, ci siamo. Nome Super Allan, ruolo Napoli Creators. Ma che sta succedendo, non sto capendo. Mi tremano le gambe, ragazzi, mi batte forte il cuore, caccia fa? Ecco, aiuto. Allora, questa per esempio già è un'altra zona proprio. Cioè questa non la conoscevo proprio, questa zona qua. C'è questo lunghissimo corridoio, penso alla fine del quale c'è lo spogliatoio. Ma ho capito bene, lo spogliatoio dove ci stiamo andando a spogliare noi è quello in cui si spogliava Diego. Diego, mio fratello. Signori, ci stiamo spogliando in uno spogliatoio storico. Penso proprio il primo. Presumo di sì. Siamo spogliatoio donne. Ragazzi, ormai ci siamo, mi sono cambiato. Questo è il completino che non vi avevo fatto vedere prima. Dobbiamo soltanto entrare in campo. Scaldamento e partita. Allora, giusto un secondo ragazzi, vabbè, le emozioni che si provano a stare qua, che ne parliamo. È un sogno veramente per tutti quanti noi, quindi sarà sicuramente una giornata meravigliosa. Una cosa che ci riempie di orgoglio, soprattutto in questo periodo. Per quel che riguarda la partita, allora noi siamo un gruppo che mo ci vuole, giochiamo a calcio dalla mattina alla sera, quindi non possiamo fare brutte figure. Siamo un gruppo che però è abituato poco a giocare a 11 per tanti elementi, quindi la cosa fondamentale, poi cerchiamo di stare bene in mezzo al campo, di mantenere un po' le distanze. Le persone che siamo un po' più abituate a stare sul campo a 11, dateci una mano, Alessandro, non è mezzo, soprattutto per quel che riguarda le distanze. Facciamo 4-3-1-2 secondo me, però sicuramente allora giochiamo con la difesa a 4. Allora ragazzi, inutile dirlo che troviamo spazio tutti, perché è una giornata, assolutamente, una giornata di festa, una giornata in cui però hanno vinto questa partita. Giochiamo contro una squadra che penso che è la prima volta che gioca insieme, perché insomma si vedranno, saranno amici, tutto quello che vuoi tu, però insomma pure per loro è più un'occasione per stare insieme, e quindi siccome noi invece siamo una squadra vera, una squadra a tutti gli effetti, non ci possiamo proprio permettere di perdere questa partita. Ora non voglio caricare di responsabilità, però insomma questo aspetto qua teniamolo presente, cioè noi siamo una squadra che gioca a pallone sempre. Dario comincia in porta, giochiamo in difesa qua. Siamo più forti. Allora giochiamo con Dario in porta, i 4 difensori sono da un lato Gianni, dall'altro lato Antò, i 2 centrali li fanno Patrizio e Sciale. A centrocampo Alessandro fa il centrale, vicino a lui giocano centrodestra Costa, centrosinistra Michele, davanti a fare da raccordo con l'attacco gioca Simone e le 2 punte cominciano Fius e Mirko. Va buono? Dai! Ma io l'unica cosa che so è che questa cosa ci deve riempire d'orgoglio. Giocare al Maradona penso ci capiterà una volta in tutta la vita. Questa è una cosa che in un modo o nell'altro ci legherà per sempre. Quindi forza Napoli, Creators, e andiamo a Ciao! Ora invece stiamo proseguendo praticamente il corridoio di prima e ci stiamo quindi dirigendo al campo. Anto ci siamo! Non ci credo, salire la linea verso il prato. Questo è il fossato, praticamente, cioè noi guardiamo sempre tutto quanto da là e noi invece stiamo guardando oggi da un pub diverso, è un pub diverso. No, comunque veramente un gas. Sento L'odore, tutto assurdo, signori. Allora, una volta qua devo essere sincero, me lo sono fatto, se non mi sbaglio, quando sono andato a fare il walkabout. anche noi. Però guardate come stiamo vestiti, cioè forse non. In questa tenuta fa tutto un altro effetto, anche già il fossato. Esatto, mi sento Mertens quando saluto tutti quanti da qua giù. Assurdo. E lui è Ciro Mertens. Ma io assurdo, allora io non tifo Napoli, non sono mai stato allo stadio, non frega niente di Allora, vedere le cazzo partite, aspetta. ma sono emozionato, cioè è bello Roma. Napoli Creators? Il più purra. No, pensavo maggiore Roma Creators. Ah vabbè, dicessi. questo sì. Ah, ok. Andrea, ma ti sento un poco spento però perché? Che sei emozionato? Grazie che mi avete coinvolto pure a me. Massimo, fai parte della famiglia. Grazie ragazzi, veramente mi ha regalato una bella emozione. È un sogno ragazzi, è un sogno, è una bellissima realtà, bellissima emozione. A me no! Andrea, ma di quando ti riprendi tu non parli? Emozioni forti ragazzi. Emozioni. Bisogna vincere! Ecco qua, lo sputo dell'ama, anche al Maradona non può mancare. Emozioni forti. Ragazzi, siamo sulle scalinate. Mi sento proprio di Lorenzo, siamo dentro. Siamo sul posto, signori. Eccoci, finalmente.
Siamo dentro. Mamma mia. Per il momento stanno giocando altre squadre. Ma mo a caldo, ma così, che dici? Non lo so, Dopo un anno che non gioca, non è che ti abbiamo portato, non so, campetti sotto la casa. Ti abbiamo portato un attimo a Napoli, stai di Armando Maradona. Cioè gli occhi lucidi, gli occhi parlano per te. Ma io ve lo giuro, in questo momento vorrei dirvi tantissime altre cose, ma non riesco. Cioè, l'unica cosa che vi riesco a dire è che sono emozionatissimo, sono felicissimo e stanchissimo. No, comunque, in ogni caso, questa è la visuale da questa parte qua. Napoli, parte tribune, le due curve. E tra l'altro, vi voglio far vedere, ci sta mia mamma nella O. Eccola là, ci sta quella là con il telefono in mano, gli occhiali e la maglietta bianca. Cioè, mamma non è mai venuto allo stadio, è venuta oggi per vedere il suo campione. Assurdo. Mamma mia, giocate! Ancora devo toccare l'erbetta, Cioè l'erbetta l'ho vista, l'ho sfiorata con lo sguardo, ma ancora la devo toccare. Comunque voglio veramente, non sa ci cacciarisce. Wow, bellissimo, ci stanno chiamando da solo allo stadio, voglio. Bellissimo. E stanno suonando le trombette per lui. Vabbè, un sogno, che devo dire. Che mostro. Guardate Enzo col zoom. Allora, dove sta mamma? Tutto questo prima di GTA 6, signori. Ce lo meritiamo, Enzo? Onestamente. è importante. Uno stadio per noi. Aura per Chef Franco, signori. E Tony Tubo. Andre, ma che stai facendo? Ma proprio perché si da che la tua parte, Andre? Ma cosa stai facendo? Vabbè, un sogno, dai. Allora ragazzi, il multiverso è questo. C'era lucida o c'era opaca? E quindi qua ci siamo. Parte il riscaldamento. Come vedete siamo a bordo campo perché nel frattempo si stavano giocando altre partite. E vabbè, parte il solito riscaldamento con dei movimenti abbastanza compromettenti. Vabbè, non scendiamo troppo nel dettaglio. Passiamo al prossimo esercizio. Qualche movimento per sciogliere un po' l'ansia, più che altro, noi cosci. L'ansia va giù perché veramente aumentava a dismisura. Qui un po' di corsetta, un po' di schippettini, non so come si chiamano, se si chiamano skip o altro. Qui non lo so che stavo facendo, stavo raccogliendo qualcosa dalla terra che avevo perso, i sensi praticamente. E poi l'ultima corsetta, questi sono gli skip, stavo scherzando prima ragazzi. Vabbè, comunque ci siamo, possiamo andare in campo? Andiamo in campo. Ragazzi, siamo ufficialmente entrati in clima partita. Ci stiamo dirigendo tutti quanti a bordo campo per entrare. Allora mi sento, solo io però so questa sensazione, voi non la potete capire. Stessa sensazione di Napoli-Juve, la prima finale di YouTuber League con 4.000 persone. Mi sento così, che tra l'altro qua più o meno sì, ci siamo. No, se non mi dico così chiuso. Quindi ho proprio un'ansia assurda. Tra l'altro sono pure titolare. Ma io non so che cazzo sta succedendo oggi. Sinceramente non lo so che sta succedendo. Ecco, una volta salutato il pubblico, questa immagine che tra l'altro avevo dimenticato, avevo rimosso, cioè io alzo la testa al cielo come si può vedere, poi l'arbitro fischia all'inizio e comincio a fare i miei soliti gesti scaramantici, quindi un paio di croci. Prima palla toccata al Maradona con le mani, sì, perché ragazzi ha giocato terzino destro. Qui prima vera occasione del Napoli, un po' di proteste, calcio di rigore fischiato su Simone Crispo per questo fallo e c'è e boom boom che dagli 11 metri non sbaglia. E poi parte l'esultanza di tutta la squadra, proprio un urlo di liberazione di tutti quanti. Andiamo ad abbracciare Sciale ovviamente, andiamo a festeggiare, non ci potevamo pensare, poi avevamo fatto il primo gol al Maradona, cioè veramente il freddo addosso. E qui parte un'altra azione con Oliva per Enzo cost to cost, ancora Oliva, guardate il mio movimento, voglio da attaccante puro, la metto benissimo, voglio sul piede destro, la ingollo, poi sinistro e poi guardate qui, voglio assurdo il gol che mi sono mangiato, non lo so, ero arrivato molto stanco, vi dico la verità, anche perché ho giocato dietro. E infatti qui c'è la mia chiusura di testa e riparte l'azione, guardate qui che bella azione con Enzo che la passa per Simone, bellissima giocata, Simone Perfius che chiude col suo solito tiro a giro di destro, però il portiere gliela para. Qui vediamo il mio intervento difensivo, poi vabbè vengo superato e per fortuna la squadra avversaria prende il palo. Qui stop di petto di Enzo, la passa a me perché giocavamo sulla stessa fascia e questa è la mia mossa, diciamo, che mette calma, è perché ragazzi la stoppo con la sola, la passo dietro a Enzo, riparte l'azione di Enzo ancora per Enzo cost to cost che la ripassa a me, ecco qui ancora stop di sola, la ripasso ad Enzo. L'azione è buona, però poi, vabbè, palla deviata dall'avversario, calcio d'angolo.
qui ripartiamo noi con Rapolla, colpo di testa, pallonetto di Mirko e c'è il 2-0 del Napoli Creators, veramente un sogno. E andiamo tutti quanti con Mirko ad esultare sotto la curva. Ale Oliva, la palla dentro per Fuse, colpo di tacco per Antò, ancora la palla per Dorta, appena entrato, 1-2 che si vede vabbè poco perché c'erano gli avversari quasi in campo praticamente. E Marco Dorta fa tutto quanto da solo, la mette dentro per Fabio Di Mauro, 3-0, aiutris al Maradona. Mamma mia, giochiamo bene. Qui Oliva per Antò, Antò ancora per Matthew Man, ora Matthew per Antò. Guardate qui che belle azioni, 1-2 tra Matthew e Antò. Guardate qui la giocata di Marco Dorta, mamma mia, se la porta avanti con la suola, accelera in velocità, non lo prende mai nessuno e poi destro a giro per il 4-0 Napoli Creators al Maradona, signori. Bellissimo gol. Ecco qui, guardate qui Matthew invece da dove parte, esterno per Simone, dentro per Fabio Di Mauro, ancora Matthew. Guardate qui che sinistro, imparabile, bellissimo il gol di cavallo pazzo. Ora Matthew, solite giocate con Marco Dorta che mette a sedere un avversario, non lo prende nessuno, è ingiocabile Marco, veramente velocissimo, fa tutto quanto da solo. Bellissima la giocata qui del guardalini che passa davanti e poi vabbè Marco mette il punto esclamativo a questa partita, 5-0. Qui il mio ritorno in campo come vedete e poi il momento più epico e alto di questa partita, quello più atteso, l'ingresso del Goat indiscusso, Andrea El Football Lombardo, che guardate qui aizza la folla, il pubblico che nel frattempo è accorso numeroso qui al Maradona. Guardate qui la giocata sul finale di Super Allan ad eludere l'intervento dell'avversario, poi palla dietro e poi qui va il momento più bello veramente, a parte il suo ingresso in campo, ma il tiro, il palo e poi il gol con la mia esultanza da dietro qui come vedete di Andrea Lombardo, tutti quanti a esultare, tutti quanti a correre poi dietro. Io ho finito, ecco qui, lo faccio vedere anche da un'altra inquadratura, guardate qui l'esultanza, mamma mia, non vedeva l'ora, bello, il Sium al Maradona di Andrea Lombardo, top 5 momenti più belli della vita. E qui vabbè corriamo tutti quanti dietro ad Andrea che non vedeva l'ora di questo momento, infatti guardate qui quanto è felice, guardate qua, bello, momenti bellissimi. Abbiamo regalato un sogno ad Andrea, così come ce lo siamo regalati noi. Andrea ci riempie sempre le giornate con tanti sorrisi, tanti bei momenti e quindi era dovuto anche da parte nostra regalare un bellissimo momento ad Andrea e alla sua famiglia, che continua ad esultare ancora izza il pubblico e poi che fa? Guarda al cielo e si inginocchia. Ragazzi, appena finito tutto, adesso entriamo negli spogliatoi, emozioni clamorose, inesprimibili. Ci stanno salutando ancora da qua, stiamo nel fossato di nuovo. Ciao! Ciao ragazzi! Andrea, ma tu hai capito che cazzo è successo oggi? Ma poi un guaglione da chi sta maglia, tu ce l'hai date e te le fai trarare. Ma che hai fatta cazzola! Non è! Ragazzi, lo stadio da fuori, ormai sera. Noi il nostro l'abbiamo fatto. Per me già è stata una vittoria assurda, clamorosa, aver calpestato quell'erbetta gloriosa del Diego Armando Maradona. Cioè io più lo dico e più non riesco a realizzarlo. Io veramente, ve lo giuro. Cioè, per esempio sto repostando anche alcune storie su Instagram. Però non so, ci pare che ne ho vero, capito? Sembra che ho vissuto un sogno. Mamma mia, assurdo. E Tony Tubo, la. Ma perché c'è solo un presidente che paga sempre. Il presidente! C'è solo un presidente. A Napoli Creators! A Napoli Creators! Salute signori. Che hai preso? Ho preso una salsiccia e melanzana a funghetti, che è la mia pizza preferita ora, però senza latticini. Perché? Perché sono intollerante al lattosio. Ah, ok. Ah, signori, un po' di fritturina. Andiamo un po'? Che sta mozzarella? Che stai facendo già? Tengo il pallo, giù. Guardate qua, pieno di besciamella sta frittatina. Per la frittatina mi la mangi, me ne fai. Sì, proprio così. Sono intollerante al lattosio. Io immagino la scena che metto, come si chiama? 2000 later, come? Few moments later. Che non rispondi? E io che sta successo a
Ragazzi, può finire qui questo vlog clamoroso di questa esperienza unica che mai avrei immaginato di vivere, veramente. Che giocare al Maradona penso che sia il sogno di tutti i bambini che nascono e vivono a Napoli. Ci sono riuscito nonostante faccio per e per, così mi dicono. Detto questo, ringrazio tutte le persone che sono venute oggi. Aspetta, così non è maffino in quella macchina. Spero di avervi trasmesso tutte le emozioni, anche se è un po' difficile, che ho provato oggi. Spero ci siano altre situazioni del genere. Se vi piacciono video del genere, vorreste altri ovviamente sul canale, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!